una catenina appartenuta alla povera Lidia Pamio con le tracce del suo DNA. È questa la prova regina con la quale la squadra mobile di Venezia è riuscita ad ottenere l'arresto stamane all'alba in via Vespucci 43 a Mestre e la reclusione in isolamento di Monica Busatto, la dirimpettaia dell'87enne uccisa con 40 coltellate il 20 dicembre del 2012. La collanina spezzata era custodita sul comodo della camera da letto della donna, 51 anni, assistente di anziani, in un ospedale del centro storico. Addosso all'anziana, trovata in un lago di sangue con 2 coltelli conficcati sul petto e sull'addome, è stata trovata la medaglietta e a terra la fede del marito, che la vittima teneva infilati in una catenina. Assente quest'ultima però dalla scena del delitto. L'esito del DNA si è aggiunto ad un quadro indiziario piuttosto corposo. Durante i 5 sopralluoghi la polizia ha trovato tracce compatibili con la donna arrestata, orme di pantofole, eppure la casa era sottosopra da indurre a pensare ad una rapina, ma il denaro presente in somme consistenti e i gioielli non erano stati rubati. Difficile poi che un rapinatore agisca in pantofole. C'è poi il profilo psicologico. Pare una versione per la terza età dell'indagata provata da un'aggressione della donna in vaporetto ad un anziano. Profilo anche che si è, vedo in questi mesi di indagine, possiamo dire una certa insofferenza nei confronti, una sofferenza di base nei confronti delle persone anziane, anche manifestata, diciamo, nella quotidianità e nei rapporti di tutti i giorni.